Daydream, anticipazione episodio 88. Jeanne se ne va per scappare da Sanem. In questa puntata Emire riferisce a Leila che Jeanne andrà fuori città per riflettere sull'offerta di Pauline, quella di andare a lavorare all'estero. I due pensano che sia giusto che lui e Sanem possano passare del tempo insieme da soli e chiarirsi. Sanem è contraria ad andare, è molto ferita perché lui non parla più con lei, ma con Pauline. Leila le consiglia di chiedergli perdono, ma lei non ritiene la cosa facile perché ora lui è interessato a Pauline e non a lei. Leila cerca di convincerla a non lasciare Jeanne da sola ad Agva per 2 giorni. Sanem immagina di trovare Jeanne e Pauline da soli e di reagire in maniera spropositata e comica. La ragazza si convince così di potercela fare con la sua intelligenza e accetta di seguire Jeanne. A casa Sanem convince Mekibe che debba andare ad Agva per 2 giorni, per motivi di lavoro. Leila cerca di sviare la curiosità della madre chiedendole come stia andando la vendita del biologico. In camera poi Leila consiglia a Sanem sugli abiti da portare con sé e le racconta del discorso fattole da Emre. Aggiunge che ama Osman ed è felice e serena con lui. In seguito arriva Jan e vorrebbe condividere i suoi problemi d'amore anche perché è innervosita poco prima da Zebejet. A casa di Vit, Yuma cerca di sapere dove stia andando Jeanne, ma lui glissa il discorso e Mirre le fornisce un indirizzo falso. Le dice che il fratello va a Sapanca, ma lei non può andare con lui. Mentre Jeanne parte in auto, Sanem raggiunge Agva con un taxi. Inizialmente lei cerca di non farsi vedere, tra varie divertenti peripezie, ma poi l'incontro con Jeanne è inevitabile. Jeanne è irritato della cosa e Sanem sostiene che sia una coincidenza, ma lui non le crede neanche un po'. Così la ragazza gli dice di essere lì per partecipare a un seminario. Lui avverte che vuole stare da solo e pensare. Lei aggiunge che qualsiasi cosa abbia fatto, l'ha fatto per amore. In ufficio intanto Leila racconta tutto a JJ, ma lo obbliga a mantenere il segreto. Arriva la signora Yuma e fa domande sul bilancio, poi la chiama Pauline che le dice che l'indirizzo è sbagliato perché in hotel Jeanne non c'è. Pauline vorrebbe tornare a Istanbul, ma Yuma le dice di aspettare, che cercherà di trovare l'indirizzo esatto. Jeanne e Sanem si incontrano nel vialetto e parlano dei servizi offerti dell'hotel. Sanem invita Jeanne a partecipare al seminario, ma lui non vuole. Allora Sanem gli chiede perché ha tanta paura di perdonarla. Intanto Yuma chiede a Mirre perché le abbia dato un'informazione sbagliata sul luogo dove si trova Jeanne e Mirre le dice che forse Jeanne non vuole che qualcuno lo sappia. Yuma è nervosa e maltratta pure Leila, così Mirre le chiede scusa per il comportamento della madre. Alla fine Jeanne segue Sanem nel parco a fare yoga. I due si siedono vicino, parlano tra loro e si dicono che sono di nuovo amici. Durante la seduta Sanem non permette a nessuna ragazza di avvicinarsi a Jeanne e lui la lascia fare compiaciuto, contento che lei continui ad abbracciarlo. Poi la gira verso di sé e stanno a lungo con i visi molto vicini. È innegabile la chimica che c'è tra i due. Adesso non ci resta che guardare l'episodio. Io vi saluto e vi aspetto al prossimo video. Bye bye!